Proviene dal cuore delle Alpi occidentali della penisola con 2000 collaboratori e un fatturato di quasi 1,5 miliardi di euro, il gruppo di concessionarie Auto Torino, radicato oggi anche in Veneto. Sono 62 le sedi in 5 regioni, per un colosso multibrand ufficiale che riesce ancora a intrattenere un peculiare rapporto con i territori che va a coprire. Con 56.000 vetture vendute nel 2021 per 22 marchi automobilistici, Auto Torino non nasconde dietro al suo successo delle origini umili e al contempo una visione limpida per il domani del settore, intrecciando nel suo percorso i valori che Plinio Vanini, presidente, ci racconta. L'esperienza del Nord-Est per noi è stata un'esperienza ed è un'esperienza assolutamente positiva, intanto perché proveniamo da una provincia di origine che è quella di Sondrio, quindi un territorio piccolo ma con tante persone che hanno voglia di fare, laboriose e che vivono comunque in comunità dove più o meno tutti ci si conosce, e questo è stato un vantaggio nell'iniziare e nell'intraprendere la relazione col territorio, una relazione che ci sta dando grandi soddisfazioni sia per il riscontro che abbiamo con i clienti e per la relazione che abbiamo con le persone che lavorano con noi, quindi è un'esperienza molto 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 positiva. Chiaramente, come tutte le cose, ogni giorno ci si mette in discussione e pertanto ogni giorno bisogna conquistare il proprio diritto di esistere in azienda, me per primo, e quindi insomma, è stimolante anche perché viviamo in un periodo che è un periodo veramente di grandi cambiamenti, quindi gli stimoli non mancano. Per quanto riguarda il mondo delle concessionarie, in questi ultimi 2 anni di pandemia, ultimi 2 anni di pandemia hanno visto anche la nascita di alcune realtà virtuali che interpretano la vendita dell'auto un po' come una vendita e-commerce, diciamo. E in questo scenario lei come vede il futuro della concessionaria? Intanto abbiamo parlato di grandi cambiamenti, parliamo di futuro, però il futuro è oggi. Noi dalla pandemia ci portiamo a casa l'esperienza che è quella in cui ancora con più intensità il cliente ha utilizzato gli strumenti e tutte le tecnologie a disposizione per potersi informare e per poter contattare la concessionaria, però la grande conferma è che l'automobile è un bene complesso, è un bene al quale comunque tu affidi la tua stessa vita nel momento in cui ti trasporta, e questo cosa ha determinato e cosa continua a determinare? Il fatto che il cliente comunque vuol venire in concessionaria, vuol ancora di più approfondire, ha la necessità di una relazione umana e noi comunque stiamo lavorando e continueremo a lavorare su un approccio che non può più essere limitato al fatto dell'essere il concessionario, ma l'approccio è quello di essere un facilitatore di mobilità. Cosa significa? Significa trovare soluzioni e dare soluzioni di mobilità ai nostri clienti. Questo è un po' l'obiettivo che ci siamo posti in un mondo che sta cambiando a questa velocità della luce, ma qualsiasi ricerca continua comunque a dare risposte ben precise che il consumatore ha la necessità comunque di una relazione umana per l'acquisto di un bene così complesso, un po' come quando vai a acquistare la casa. Certo, ti informi sul mondo del web, dopodiché fai le tue scelte. La sfida qual è? La sfida è quella un po' di essere comunque un'azienda omnichannel e quindi che ha capacità di intanto essere presente attraverso tutti i canali a disposizione, perché il cliente comunque possa venire in contatto con te. Diciamo che l'evoluzione una volta era più o meno la piazza del mercato, per venire in
in contatto con più persone e poi si è finiti ai grandi centri commerciali. Oggi di fatto si è sul mondo della tecnologia, però cioè, tu devi metterti in gioco. Il grande lavoro che facciamo ogni giorno in azienda e che abbiamo sempre fatto partendo almeno negli ultimi 20 anni è stato quello di essere un'azienda e un'impresa che si è evoluta pensando ed avendo una visione del cosa fare da grande. Quindi al di là che compriamo automobili e vendiamo automobili e le assistiamo, la grande sfida è stata ed è quella di avere all'interno un ufficio di sviluppo capace di esprimere e trovare percorsi attraverso le tecnologie che possano facilitare la vita al cliente e ovviamente facilitare a noi la relazione col cliente. La sfida la si vince sostanzialmente in questo modo. E in questo rientra anche il progetto Evolution, che è un progetto di transizione verso l'elettrificazione. Sì, per noi è una pietra miliare, nel senso che il cambiamento non lo vogliamo subire, per essere chiari, cioè il nostro approccio è sempre stato quello e continuerà ad essere quello di essere protagonisti della contemporaneità, quindi anzi a volte provare anche a fare un mezzo centimetro in avanti per essere innovatori. Chiaramente bisogna sapere esattamente di cosa si sta parlando quando ci si rivolge al cliente e quindi per noi è stato ed è fondamentale questo percorso di ulteriori approfondimenti rispetto già alla formazione che comunque viene fatta dalle case, ma questi approfondimenti ci servono veramente per andare a dare un consiglio corretto al cliente e soprattutto le informazioni necessarie che necessitano il cliente per fare una scelta di mobilità. E per concludere non posso non farle una domanda personale. Abbiamo letto appunto che lei è anche possiede anche un'azienda agricola, tra l'altro anche pluripremiata. Volevamo sapere se in queste due attività lei trova dei parallelismi, ecco, nella gestione di queste due attività. Guardi, io nasco da un mondo contadino, nel senso che dalla parte di mamma ci si occupava di allevamento di vacche da latte e mio papà aveva un piccolo salone di rivendita di automobili. Io dovevo fare il veterinario e poi alla fine mio padre muore che ho 22 anni e sostanzialmente ho dovuto per forza di cose andare in azienda del papà. Eravamo in due, io un'impiegata e poi sono successe delle cose, alla fine oggi siamo nei numeri che ho espresso prima. Non è mai, quando tu hai una relazione con il mondo, soprattutto con un mondo che ha radici profonde come il mondo dell'agricoltura, è abbastanza intanto difficile pensare di uscirne perché non ne uscirai mai, perché fa parte del tuo modo di essere ed è un po' anche la forza che è una forza di propulsione pazzesca quando tu hai avuto l'opportunità di imparare dalla natura. Io ho imparato tanto, non abbastanza, ma in azienda agricola continuo assolutamente a lavorarci, a crederci, è un mondo che mi appassiona. Anche lì abbandonato tutto, ho ripreso in mano l'azienda 6-7 anni dopo la morte di mio padre, ho ricomprato 1, 2, 3 animali, insomma oggi è una realtà abbastanza interessante e soprattutto comunque è un luogo è un contesto che ti insegna tanto e quando ti insegna impari quelli che sono i valori che riguardano soprattutto l'approccio al lavoro, soprattutto
anche il divertirti in quello che fai, nel senso che in agricoltura non ci sono orari, l'orario è dettato più o meno dal fatto che ci sia la luce o ci sia buio, ma per il resto si lavora con la luce o col buio, ma quello che ti arriva è la passione per quello che fai, e quando tu hai la passione fondamentalmente ti diverti. E quello che purtroppo, ed è una nota che non mi piace e continua a piacermi sempre di meno, è che in questo paese stiamo andando verso una china che riguarda troppe persone che hanno un approccio al lavoro che a mio parere non è l'approccio corretto, cioè nel senso quante ore ci rimango, quanti minuti, quanti secondi, quante ferie, quanti soldi, quanto tutto, ma io credo che la vita deve essere spesa in maniera corretta e tu devi spendere la vita facendo quello che ti piace. Il resto io credo che diventa veramente una conseguenza e i risultati sono una conseguenza, ma sono una conseguenza del tempo in cui dedichi alle cose, della passione, anche della voglia di metterti in discussione ogni giorno e di sfidarti, altrimenti non ci sarebbe il sale vero della vita e il sale vero nel provare a crescere, sbagliando anche tante volte, perché bisogna anche avere, credo, la grande umiltà di portarsi a casa le sconfitte, e le sconfitte devono essere, se hai voglia, le capitalizzi e diventano un grande patrimonio, cosa che facciamo anche qui in azienda. Cioè, gli errori li mettiamo spesso e volentieri a fattor comune, perché è da quelli che si può imparare. Grazie dell'intervista e speriamo di ricevere nuovi aggiornamenti sul mondo dell'automotive.